Amici dell'Edicola di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport. Italo Bonini di 5 Frondi, tutto è pronto, siamo quasi al termine della stagione. Gara 1, finale dei playoff. La pallavolo Jolly, 5 Frondi affronterà Bel Volley, Belvedere, prima in classifica contro seconda in classifica. Le due squadre che hanno superato le semifinali dei playoff. Qui con me al commento, come sempre, Renato Gallo. Buonasera, salve a tutti, buonasera. Alla regia Annalisa Gallo. Il team Edicole di Pinuccio è pronto per trasmettervi questa finale, la prima di 3 eventuali gare. Starting Six al Palabonini 5 Frondi, presentati adesso i due arbitri. Primo arbitro Mazzantonio da Gimigliano, secondo arbitro Notaro Gabriella dalla Lamezia Terme. Ecco le due squadre raccolte, pronte ai saluti sotto rete, esposte all'entrata del Palabonini la Coppa Calabria vinta dalla Jolly e anche il trofeo di prima posizione dell'Under 18 della Jolly, che giovedì ha battuto Tonno Callico per 3-0 a San Pietro a Maida, permettendo così alla squadra di Tomasello, guidata da Tomasello, di entrare alle finali nazionali. È un traguardo storico per la Jolly, quello delle giovanili delle finali nazionali. Quasi tutto pronto al Palabonini, aspettiamo solamente lo starting six. Bel volley Belvedere che è passata in questa finale grazie alla vittoria sul Corigliano in semifinale. La prima gara l'ha persa per 3-0 lì a Corigliano, seconda gara l'ha vinta al Golden Sect, quindi 4-0 in casa, mentre la Jolly 5 Frondi in entrambe le gare 3-1 la vittoria contro Diamante Sport. Ecco lo starting six del Bel Volley Belvedere. Il palleggiatore Cesareo, lo schiacciatore Iorio, l'opposto Esposito, l'altro schiacciatore Alberto Bengardino, il centrale Carmine Bengardino, l'altro centrale Carmine Fasano e il libero Giorgio Cairo. Per la Jolly 5 Frondi invece solito starting six, solo con una variazione nello schiacciatore, non è Baramo ma è Andrea Sicuro, quindi Jolly con Barreca, Sicuro, Remo, Cimino, Pugliatti. Poi il centrale Beppe Orlando, il libero Simone Puntorieri, l'allenatore ovviamente Tomasello, mentre dall'altra parte l'allenatore Brancato Luigi. Ora sì che è tutto pronto al Palabonini dopo l'annuncio delle due squadre. A battere sarà Bel Volley Belvedere con il suo palleggiatore Cesareo. Pallone che viene consegnato in questo momento al palleggiatore del Belvedere, quindi partirà in più uno